Apertura di puntata, cari telespettatori, dalla splendida Sala delle Conchiglie di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta per la 21esima edizione di Casius, la mostra dei formaggi veneti, le grandi DOP, ma non solo. Casius è anche in versione Italy e in versione Mundus, cioè con formaggi da tutto il mondo, e naturalmente la 12ª edizione del Festival delle DOP del Veneto. Un sommario ricco, dopo la sigla Verde a Nord-Est può iniziare. Casius 2025 vuol dire anche Festival delle DOP del Veneto, 12ª edizione organizzata da Veneto Agricoltura, e noi vi accompagniamo nel viaggio attraverso le eccellenze del Veneto. Prosegue il nostro viaggio al Festival delle DOP Venete. Siamo in compagnia di Attilio Fontana, presidente del Consorzio di tutela del prosciutto veneto DOP. Allora, importante esserci a questo festival, perché, presidente? Non si può non essere presenti a una manifestazione che unisce tutte le DOP del Veneto, quindi essendo la nostra, almeno nel settore delle carni, forse la più importante, credo che sia doveroso esserci, certamente. Un prodotto fortemente identitario del nostro Veneto, il marchio DOP è una garanzia soprattutto per il consumatore. Sì, il fatto di avere un marchio DOP è già un bel successo, è assolutamente identitario perché racconta effettivamente tutta la tradizione della produzione di questo prodotto, perché parliamo di un prodotto che è nato in Veneto da almeno 2000 anni, per cui il fatto di proseguire dopo ancora tanti anni in questa tradizione è una cosa assolutamente di orgoglio e di opportunità di farci conoscere. Desiree Faccio, il Consorzio della Pesca IGP di Verona è presente a questa 12ª edizione del Festival delle DOP Venete, grande soddisfazione per voi, state lavorando, avete promosso e valorizzato un marchio che si era un po' perduto. Esatto, siamo super soddisfatti del risultato ottenuto fino ad ora. Siamo qui per il 3° anno consecutivo a promuovere il nostro prodotto, a riportare alla luce la nostra eccellenza che ci rende tanto orgoglio, e qui per la prima volta abbiamo provato a portare anche dei prodotti lavorati che comunque, nonostante siamo fuori stagione, abbiamo cercato di portare qualcosa come per esempio le marmellate e i succhi di frutta per far assaggiare la qualità delle nostre pesche. Paolo Donadini, Consorzio dell'Asparago di Badoeri IGP, una presenza importante la vostra qui alla 12ª edizione del Festival delle DOP Venete. Sì, Festival delle DOP perché vogliamo far presente sempre di più al consumatore quanto è importante avere il marchio IGP, e il Veneto è la regione che ha il maggior numero di prodotti DOP IGP, e noi siamo orgogliosi di essere uno tra i primi, l'asparago di Badoeri IGP. Tra parentesi, siamo l'unico asparago in Europa IGP, quindi in indicazione geografica, a essere sia verde che bianco. Stefano Zavattiero, un brindisi con il Friularo. Importante la vostra presenza qui al 12° Festival delle DOP del Veneto. Assolutamente sì, noi siamo qui con Casius Italy, ok? È il 2° anno, ok? È importante perché noi come consorzio dobbiamo fare conoscere sempre di più questo straordinario vitigno che è il Friularo, e la denominazione, uno perché è un vitigno autoctono padovano, ok? È la seconda di OCG con il moscato e fiori d'arancio, a bacca rossa, ok?
e perché è unico. In questo momento stiamo assaggiando il Consalvi Vigneti Cantine con l'Ambasciatore 2018. Un brindisi e grazie. Marco Fantin, Soppressa Vicentina DOP, è importante essere qui alla festa delle DOP Venete, perché? Allora, buongiorno, sicuramente è importante per noi essere qui con la Soppressa Vicentina DOP perché si tratta di un piccolo prodotto, di una piccola denominazione, infatti siamo soltanto 3 produttori. È importante perché appunto si tratta di un'eccellenza che va raccontata, va spiegata e va diffusa, sia nel territorio sia si spera anche al di fuori. Quali sono le caratteristiche della Soppressa Vicentina DOP? Allora, a livello di produzione le caratteristiche sono nell'origine della materia prima, che deve essere 100% vicentina, quindi maiali nati, allevati e macellati in provincia di Vicenza, trasformati in provincia di Vicenza. E a livello poi di tecnica produttiva è un'altra cosa molto importante, si lavora in maniera tradizionale, è stata preservata la lavorazione a partire dalla mezzena, quindi ci sono dentro tutti i tagli, compresi quelli nobili di coscia, coppa, lombo, guanciale, e questo dà al prodotto, gli conferisce una enorme complessità a livello organolettico. Immancabile Casa Veneto, la proposta di Veneto Agricoltura qui a Caseus 2025. Andiamo a parlarne con la dottoressa Paola Dedea. Veneto Agricoltura Caseus ha una storia lunga, da quando è iniziato Caseus è sempre stata presente, inizialmente soltanto per quanto riguarda la parte di organizzazione della commissione di valutazione dei formaggi che poi vengono premiati, sono diciamo l'eccellenza del Veneto, e successivamente anche con la presenza nello stand di Casa Veneto che ha voluto riunire appunto sotto il cappello della Regione Veneto la parte strumentale che oltre che da Veneto Agricoltura è rappresentata anche dalle sue partecipate Bioagro CSQA e dal consorzio delle piccole produzioni locali. 1500 realtà sparse in tutto il territorio del Veneto con 12 tipologie fino all'altro giorno. Dico l'altro giorno perché sempre da un'idea della Regione si è volutamente inserire con grande determinazione il tartufo veneto. Tartufo veneto che qui nel nostro territorio è rappresentato da 7 tipologie di tartufo, è l'unica regione che le ha, è l'unica regione che potrà avere del prodotto fresco dal 1 di gennaio al 31 dicembre o quasi, insomma, quindi una grande opportunità che poi viene data direttamente anche proprio alla piccola produzione locale e quindi al consorzio che rappresentiamo. Rappresentare 1500 realtà agricole è ovviamente un orgoglio, un piacere ed è un dovere ovviamente far bene perché, come dicevo prima, in queste giornate appunto di lavoro e di promozione e di comunicazione del consorzio diventa fondamentale per il consumatore potersi approcciare direttamente, perché una cosa che va ricordata è che i prodotti PPL non si trovano in negozio, non si trovano in grandi manifestazioni, ma si trovano da chi produce, cioè si va a casa di queste persone con una garanzia massima. Per fortuna, dopo parecchio tempo, siamo riusciti anche noi del Veneto a far valorizzare quello che è il tartufo anche nella nostra regione. Nelle 7 province, poco o tanto, tutte quante fanno parte e hanno determinate tipologie di tartufo. Principalmente il tartufo per la maggior parte è lo scorzone, come tutti voi sapete. Partiamo dai Colli Iberici, Lago di Garda e anche nel Bellunese. Passiamo all'uncinato con un 20-30% di raccolto, un po' di bianco nel Padovano e verso Rovigo e naturalmente il bianchetto sotto pini marittimi nella costa adriatica. Anche quest'anno per l'edizione 2025 di Caseus una presenza importante, l'Associazione degli Allevatori del Veneto è qui
con l'angolo riservato agli animali, e noi andiamo a sentire al nostro microfono Floriano De Franceschi, presidente di ARAB. Floriano De Franceschi, presidente di ARAB, una presenza importante la vostra qui a Casius. Avete portato gli animali che solitamente sono in stalla o al pascolo. Beh, è doveroso portare gli animali su una manifestazione del genere, una manifestazione di formaggi dove però dobbiamo ricordare a tutti che il latte è prodotto dagli animali, quindi ben si connota questa partecipazione. Ieri fra l'altro nelle premiazioni sentivo parlare volentieri del continuo miglioramento della qualità dei formaggi e quindi per noi è un motivo anche di orgoglio, perché il lavoro nostro, come sapete, su un'organizzazione tecnica e passa attraverso il nostro laboratorio circa il 75% del latte del Veneto, quindi capirete che sentire dire che i formaggi stanno comunque migliorando in qualità è come dire che stiamo lavorando nella giusta direzione. Importante il ruolo di ARAB anche nella formazione con gli incontri tecnici. Sì, con l'assistenza tecnica, col contributo regionale stiamo aprendo come ogni anno, possiamo dire, insomma, una parte di assistenza tecnica dove gireremo un po' le province per continuare a fare assistenza tecnica e formazione sempre di più, anche oggi che sapete che si sta parlando del latte crudo, della pulizia delle stalle, tutta questa dinamica, quindi la affronteremo in maniera un più da vicino per fare una continua formazione che è giusto fare anche ai nostri allevatori. Qui a Casius ci sono anche le esperienze in diretta. Andiamo a vedere con Romeo Ziliotto come si produce la tosella partendo dalla cagliata. Romeo Ziliotto, Casius 2025 anche esperienza, cosa state facendo? Abbiamo le immagini che stanno scorrendo, questa è la cagliata, giusto? Sì, abbiamo lavorato un 100 kg di latte stamattina, abbiamo fatto la dimostrazione della lavorazione della tosella, un pubblico molto, molto attento, molto curioso di sapere. Abbiamo usato i fermenti della Bioagro del Veneto Agricoltura di Tiene, che da tanti anni procura questi fermenti, e abbiamo fatto questa meravigliosa manifestazione e abbiamo prodotto la tosella, che ora è un piatto che è molto, molto prelibato e a tutti quanti piace. Abbiamo avuto diversi bambini che ci hanno chiesto, curiosi e secondo me è anche giusto portare avanti questa tradizione e mostrare nelle nostre piazze da dove veniamo, chi eravamo e chi siamo veramente, e mantenere alta la nostra entità. Ringrazio il Presidente del Veneto Agricoltura e gli amici che mi hanno invitato. Per me è un onore oggi essere qui, anche da ex malghese, da ex agricoltore. Porto la terra nel cuore, ho messo i guanti ma ho ancora le mani sporche di terra. Non solo formaggi dal Veneto o dall'Italia, ma anche formaggi che vengono dall'Europa. Una storia particolare è quella di Denis Pretto, che è partito dalla provincia di Vicenza ed è andato in Estonia. Ce la racconta lui stesso. Denis Pretto, una storia bellissima che parte da Vicenza e arriva in Estonia e poi ritorna qui a Piazzola in occasione di Casius. Hai vinto un premio, raccontaci un po' la tua storia. Io sono Denis di Vicenza, Quinto Vicentino, qui a 15 km da qui. La mia famiglia aveva una stalla, un'azienda agricola, e c'è stata sempre in me la passione per questo settore
quando ho trovato Anne-Marie, che è adesso mia moglie, e ci siamo trasferiti nel suo paese, in Estonia. Lì abbiamo messo insieme la nostra passione per fare una cosa nuova in quel paese. Lì non esisteva la pecora da latte, non esisteva la trasformazione del latte di pecora, e adesso siamo gli unici trasformatori di latte di pecora in tutta l'Estonia. Una bella storia, quindi, che sicuramente avrà dei risvolti anche per il futuro, perché l'attività va bene e quindi si prosegue, ci si amplia e si migliora. E certamente lì il mercato era aperto, e adesso ci stiamo espandendo con nuovi prodotti. Facciamo il gelato di pecora, lo yogurt di pecora, e quindi ho trovato una possibilità di crescita. Marco Valletta, un bilancio di questo Caseus 2025 che ti ha visto protagonista con i cooking show nello spazio di Latte Busche. Allora, è facile per noi cuochi elaborare proposte gastronomiche sfruttando prodotti di qualità. Latte Busche testimonia qualità di prodotto, qualità di valorizzazione del territorio, persone che lavorano in una cooperativa che lavora e ci danno prodotti straordinari, quindi noi cuochi non dobbiamo fare altro che mettere in pratica a un buon utilizzo, un corretto utilizzo di questi formaggi e renderli appetitosi per voi avventori e commensali. Luigi Macafferri, presidente di CoProB, siamo a Pontelongo, nell'unico dei 2 zuccherifici italiani in funzione per quanto riguarda CoProB. Qui ci avete creduto, alle sue spalle c'è un esempio degli ultimi investimenti, la rampa di carico. Siamo in piena campagna saccarifera, come sta andando? Allora, innanzitutto questo è lo zuccherificio più grande d'Italia, perché Minerbio, l'altro zuccherificio operante in Italia, è leggermente più piccolo, quindi è un peccato avere una campagna che ormai volgerà al termine. Parliamo di circa 20 giorni alla chiusura, una campagna che è andata bene, molto meglio rispetto all'anno scorso. Abbiamo una produzione che, devo dire, adesso iniziamo a vedere un po' i dati, non siamo ancora al consuntivo ma capiamo già come sta andando. È una produzione che si va a testare nella media della storia di CoProB, della storia di questo zuccherificio, una produzione che vede in certi areali, in certe condizioni, una ottima produzione con ottime rese da parte degli agricoltori. Ahimè, in altre condizioni, causa anche l'inverno particolarmente bagnato, le asfissie dei campi e quant'altro, semine tardive, abbiamo in alcune realtà che la bietola non è andata particolarmente bene. Però gli spunti che questa campagna si dà sono tanti. Lo zuccherificio sta lavorando bene, abbiamo efficientato quello che era il processo industriale, le manutenzioni, le efficienze, questo piazzalino che ci permette di scaricare quasi 2000 tonnellate al giorno ci permette di essere più performanti, quindi di essere più veloci in quella che è la fase di raccolta delle bietole e di andare a saturare meglio la fabbrica, che essendo una fabbrica molto importante, molto grande, ha bisogno di mangiare, come dico io, mangiare molte bietole. La produzione è di ottima qualità, rispetto all'anno scorso la qualità del sugo, la qualità delle bietole è veramente buona, quindi riusciamo a lavorare bene e a estrarre molto zucchero dalle bietole, e questo sicuramente è significativo in previsione di un'annata di commercializzazione difficile, perché tutti i mercati ormai sono difficili, ma altrettanto importanti. Quello zucchero 100% italiano sta sempre più riscuotendo successo, quindi con queste premesse la nostra volontà è di esserci ieri, esserci domani ed esserci nei prossimi anni, perché gli investimenti che stiamo pianificando anche su Pontelongo e sulla Regione Veneto sono volti proprio a dire ci siamo, ma ci saremo e ci vogliamo essere. Lo ricordiamo, per i soci già lo sanno, ma coloro i quali volessero aderire proprio ai programmi di CoProB, la bietola e la coltura rotativa è una
fonte di reddito certa per gli agricoltori, e voi credete nel Veneto per lo sviluppo di questa coltura? Lo ravvediamo assolutamente sì, i soci già lo sanno. La bietola come cultura da rotazione è la cultura per eccellenza da rinnovo, con dei valori enormi. Però io non mi voglio fermare solo a questo grande vantaggio, la bietola deve avere un suo valore di reddito che deve essere stabilizzato. Dicevo prima, molte aziende che hanno seminato presto, che sono riuscite a fare i lavori o che la stagione in certe aree è stata particolarmente clemente e è riuscita a seminare bene, stanno producendo veramente tanto. Abbiamo dei casi che toccano le produzioni del nord Europa, quindi stiamo parlando di produzione veramente importante che dà un reddito importante alle aziende agricole. Questo però è da portare non su alcuni casi particolari, ma sulla stragrande maggioranza delle aziende. E per far questo abbiamo bisogno di due cose essenzialmente: aumentare il prezzo della bietola, ci stiamo lavorando, dalla commercializzazione da una parte, ma anche da ridurre per quanto possibile i costi della fabbrica, ma soprattutto aumentare la produttività. E allora la ricerca genetica nelle varietà, la ricerca agronomica per andare a individuare le migliori armi e le migliori strategie di difesa delle nostre bietole, che è una condizione assolutamente fondamentale. Su questo stiamo lavorando e stiamo lavorando insieme anche alle aziende di mezzi tecnici per cercare di trovare delle alternative ad una difesa che è sempre un po' complicata. Purtroppo vediamo in questi anni che, come succede per tutte le culture, la bietola non è esente da questo. Situazioni come il lisso, come la spodoptera, quindi insetti che fino a alcuni anni fa li avevamo ma erano marginali, stanno prendendo piede, si stanno creando un loro spazio all'interno della bietola come danno verso la bietola. Su questo dobbiamo lavorare, perché dobbiamo assolutamente tamponare una situazione che rischia, non solo in Italia ma in Europa, rischia di fare del danno. Questo assolutamente è il nostro spirito, mantenendo la sostenibilità ambientale che è il nostro must prioritario, sostenibilità economica che ne è una diretta conseguenza, perché poi il nostro consumatore chiede sempre un prodotto sano, un prodotto ambientalmente sostenibile. L'anno scorso siamo riusciti a produrre il primo zucchero SQNP, abbiamo la filiera dell'SQNP, quindi di una filiera sostenibile in Campania in espansione, e questo mi dà buone speranze per il futuro. Il lavoro è da fare, ce n'è tanto, non è una cosa scontata e banale, però vedo una squadra all'interno dell'azienda, dal consiglio di amministrazione, ma ai manager, tutta la struttura, le maestranze, volte a voler crescere, e questo è sicuramente positivo, e spero che riesca a coglierlo anche l'agricoltore, a darci fiducia, perché soprattutto in Veneto noi abbiamo l'ambizione, io ho l'ambizione di aumentare la superficie. 6-7 mila ettari sono pochi, il Veneto deve fare di più, abbiamo bisogno di crescere come superficie, abbiamo bisogno di crescere anche politicamente, di avere anche quella visibilità politica che si merita, quindi mi auguro anche che con il rinnovo, con la campagna elettorale, chi seguirà il governatore attuale abbia l'attenzione che merita questo zuccherificio, perché è uno dei due impianti fondamentali a livello italiano, un patrimonio non solo di Coprovi, non solo della Regione Veneto, ma di tutta Italia, e quindi bisogna cercare assolutamente di preservarlo, di portarlo avanti, di tutelarlo. Noi stiamo facendo il nostro, spero che anche le istituzioni, come hanno fatto in passato, riescano a venirci dietro e riescano a supportarci in questa nostra sfida. Lisa Bregantin, sindaco di Pontelongo, lo zuccherificio è un po' il simbolo del vostro paese, una storia peraltro lunga più di 100 anni, 115, c'è in ballo anche un anniversario importante. Sì, lo zuccherificio è sicuramente il cuore pulsante di Pontelongo, quello che ha caratterizzato la vita del paese e ridato in un certo senso vita a questo piccolo paese della Saccisica negli ultimi 115 anni. Sì, le date sono un po' incerte, ma abbiamo comunque, siamo propensi a definire la prima campagna quella del 1911 e quindi nel 2026 festeggiare i 115 anni di attività dello stabilimento di Pontelongo,
che soprattutto negli anni 30, negli anni 50, negli anni 60 è stato uno dei 3 grandi motori dell'azienda saccarifera italiana, per cui abbiamo anche questo marchio di orgoglio di cui andiamo fieri a tutt'oggi. Oggi è uno dei 2 zuccherifici rimasti in Italia, filiera completamente italiana, e siamo ancora più orgogliosi di avere questa grande azienda del Made in Italy proprio da noi, proprio a Pontelongo. CoproB ha creduto molto in Pontelongo, ha investito, alle nostre spalle c'è la rampa di carico inaugurata proprio fresca l'anno scorso, ma l'importanza dello zuccherificio è anche quella della filiera, perché lo zuccherificio non è in funzione solo durante i mesi della campagna, ma poi la filiera della manutenzione coinvolge un'economia estesa. Sì, esattamente, e CoproB ha fatto grandi investimenti, crediamo molto nelle idee, nelle progettualità future che ha CoproB non solo per Pontelongo, ma proprio per quanto riguarda lo zucchero italiano e non solo. La nostra filiera, come testimonia la storia, è una filiera importante, quella della provincia di Padova, quella del Veneto, che va sicuramente implementata e supportata, perché è un'eccellenza storica, è un'eccellenza che si presta ad entrare in un futuro sempre più importante. Ma io ricordo sempre che la caratteristica di questo zuccherificio, di questa azienda, è il saper tenere insieme mondo agricolo e mondo industriale. In entrambi esiste la necessità di innovazione, di scienza e non solo di lavoro, quindi questa crasi, questa fusione che poi porta allo zucchero e non solo, è un modo diverso, forse non sempre per tutti comprensibile, di fare economia. Associati olivicoltori, ben ritrovati al numero 41 del periodico 10 ottobre 2025. Siamo nella fase oramai di maturazione completa delle olive. Gli indici colorimetrici della scala Zain di questa settimana per il nord Italia hanno portato come risultati dal 3 al 3,2-3,3. Sarebbero già sufficienti per una raccolta delle olive, ma non abbiamo fretta, per un semplice motivo, perché nelle olive, dalle analisi che abbiamo fatto con il sistema NIR, c'è una presenza mediamente buona di grassi, però abbiamo riscontrato che all'interno della polpa delle olive rimangono ancora degli zuccheri in fase di trasformazione e questi diventeranno a loro volta dei grassi. Perciò andiamo ad attendere ancora magari 4, 5, 6, 7 giorni per iniziare la raccolta delle olive, in modo da avere una maturità tecnica del prodotto che sia buona, che diano i migliori risultati dal punto di vista della resa in olio e anche che diano un prodotto qualitativamente buono per portarlo al consumatore, senza dare eventuali danni alle chiome degli olivi. Insistendo con gli agevolatori per far cadere le olive, si possono creare nelle chiome dei danni, cadute di foglie, rotture di rametti, micro lesioni che sono delle vie di accesso a parassiti, fungini e batterici ideali. In questo modo possiamo avere delle infezioni che vanno a creare dei danni anche per gli anni successivi. Inoltre la pianta dell'olivo, per andare a rimarginare questi danni, deve spendere una notevole quantità di energia
che anche queste nel lungo tempo possono creare una difficoltà fisiologica alla pianta stessa. E adesso, nel ringraziarvi per l'ascolto, un buon risentirci e alla settimana prossima. Anche per questa puntata è tutto, cari telespettatori, puntata dedicata quasi esclusivamente ai grandi formaggi in mostra all'edizione 2025 di Casius. Se volete rivedere quello che è andato in onda lo potete fare sul nostro canale YouTube, potete farlo anche in streaming sul nostro sito www.verdeanordest.tv. Se volete scriverci la mail è redazione@verdeanordest.tv. Noi ci vediamo la prossima settimana, stessa rete, stessa ora, e non dimenticate di mettere i vostri like sui nostri social.